Buongiorno a tutti e benvenuti nella Casa dei Veneti, Consiglio regionale del Veneto. È un'emozione vedervi insomma tutti qui. Non avete il cappello, ma ad alcuni l'ho intravisto. Eccolo, infatti. Ed è emozionante perché insomma sono anch'io reduce dalla Dunata, sono stato a Genova, sono stato in mezzo a tutti voi ed è stato veramente qualcosa di fantastico e soprattutto vedere il cappello degli alpini, vedere gli alpini, vedere tutto quello che fate, l'anno di sacrificio che fate durante l'anno e il giorno di festa in quella città, come in tante altre che abbiamo vissuto anche in altre realtà, in altre città, in altre situazioni, insomma qualcosa di assolutamente emozionante. E soprattutto sentire cantare gli alpini tra le vie appunto di Genova è stato veramente, devo dire, emozionante, scalda il cuore. E allora, cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo pensato di accogliere qui oggi questo che per noi è uno dei cori più importanti del nostro territorio, della Marca Trevigiana. Oggi festeggiamo anche i 20 anni della direzione di Simonetta Mandis, che chiedo insomma di raggiungerci qui. Buongiorno. Il coro Ana Bedeschi è per chi è ovviamente trevigiano, ma in generale insomma per chi è veneto, perché siete conosciuti, come dire, oltre il confine del Piave, come ci tengo a ricordare sempre. È un coro appunto riconosciuto, abbiamo avuto modo di sentirvi spesso anche nel nostro territorio, in provincia di Treviso, e oggi accogliervi qui e accogliere gli alpini che danno appunto la possibilità anche a questo consiglio di ascoltare, perché dopo avremo la possibilità di ascoltare qualche canto, insomma ci avvicina ai valori importanti, ai valori sacri che gli alpini stessi rappresentano. Oggi tra l'altro siamo anche a presentare la 13ª rassegna corale Alpini d'Incanto 2026, appunto della sezione Alpini di Conegliano, e grazie appunto a questa opportunità cerchiamo di coniugare i 20 anni di direzione di Simonetta e questa bellissima rassegna. Ci tengo a fare dei ringraziamenti. Intanto saluto la collega consigliera regionale del Veneto, Sonia Brescacin, degna rappresentante della Marca Trevigiana, ma soprattutto della sinistra Piave. La direttrice, appunto come vi dicevo prima, la maestra Simonetta Mandis, il referente di sezione, mi sono segnato tutto così non sbaglio, perché solitamente sbaglio sempre qualche nome, Alessandro Cenedese della sezione degli Alpini, l'assessore del comune di Gaiarine che ospita appunto questa rassegna, che è Alex Segat. Grazie Alex di essere qui. C'è il presentatore dei brani, se non sbaglio, che è Giorgio Visentin. E ovviamente dopo sveleremo a chi ci segue da casa, perché i potenti mezzi del Consiglio regionale del Veneto ci permettono anche di essere seguiti sulle pagine Facebook e quindi sui social appunto del Consiglio regionale, e anche ovviamente abbiamo la possibilità per tutti quanti di seguirci dal sito del Consiglio regionale, e tutti avranno la possibilità di ascoltare l'esibizione del coro. Prima di entrare nel vivo di questo evento, ci tengo appunto a ringraziare il coro Bedeschi, perché rappresenta, come dicevo prima, il nostro territorio e soprattutto la grande famiglia alpina. È un presidio di cultura, è un presidio, ci tengo sempre a ricordarlo, di memoria, di volontariato, di amore per il proprio territorio, per l'identità, per la tradizione. Insomma, sono valori che oggi più che mai devono essere preservati e devono essere tramandati,
e voi siete quei portatori, no? Portatori di questi valori, e le nuove generazioni devono acquisire, no? Questo che è un patrimonio culturale, un patrimonio storico di quello che voi rappresentate. Ogni brano che questo coro poi porta sui vari palchi, insomma, importanti, non è appunto solo musica, ma è un pezzo proprio della nostra storia, no? E come dicevo anche prima, questi cori che raccontano queste storie, soprattutto questa musicalità ti fa, insomma, ricordare i momenti importanti, no, del nostro territorio. Per cui la cosa importante che mi devo ricordare di dire, perché sennò poi qualcuno mi tira le orecchie, è che la rassegna si terrà sabato 6 giugno presso Villariello Pera a Gaiarine, e con l'occasione, prima di lasciare la parola alla maestra Simonetta Mandis, chiedo l'intervento dell'assessore del comune di Gaiarine, Alex Segat. Grazie. Grazie mille al consigliere Borgia per l'accoglienza veramente calorosa al Consiglio regionale. Un saluto alla consigliera Brescaccini, che è sempre presente nel nostro territorio. Un saluto a tutto il coro e soprattutto un grande grazie per questi 20 anni alla professoressa Mandis. Veramente 20 anni di successi e di orgoglio per il nostro comune, che di fatto appunto è parte della sezione di Conegliano, ma abbiamo tanti concittadini che cantano nel coro Bedeschi, e comunque insomma vi sentiamo di casa, perché le prove si tengono nella casetta degli Alpini del nostro comune. Abbiamo appena ricevuto anche il CD che avete registrato presso la sala consiliare, e quindi vi sentiamo veramente parte della nostra comunità, un pilastro della nostra comunità. Quindi grazie ancora e grazie per l'invito. Un saluto, ecco, prima che mi dimentichi, da parte anche dell'amministrazione tutta comunale, quindi del sindaco Zanchetta, che non è qui oggi, ma appunto ci tiene anche lui molto a questo, al coro, alle varie manifestazioni che proponete, e quindi vi aspettiamo tutti, chi logicamente ci segue, il 6 giugno in Villa Ariello Gaiarine. Grazie mille. Grazie. C'è la rassegna del 6 giugno, e ricordiamo anche che fra meno di un mese, se non sbaglio, se non erro, c'è la Triveneta a Gemona, e so che tra l'altro ci saranno autorità molto importanti. Insomma, sarà un'occasione per ritrovarci di nuovo tutti e festeggiare insieme. Ovviamente saremo presenti. Immaginavo. Lascio la parola alla maestra Simonetta Mandis. Grazie. Beh, Claudio, intanto ti ringrazio per questo invito, nato così parlando pour parler del coro, no? Quindi a domanda come va col coro? Bene, sono 20 anni di coro Anna Giulio Bedeschi. Beh, potresti venire a fare questa conferenza stampa, eccoci qua. Ce l'abbiamo fatta, sono qui con una rappresentanza ovviamente del coro, e ci tengo a ripercorrere alcuni momenti significativi della storia di questi 20 anni. Intanto, innanzitutto, le persone alle quali devo dire sono qui oggi, e sono appunto Giorgio Visentin e Gildo Trivellato. Giorgio Visentin, allora collega a scuola, che a più riprese mi dice: guarda, a Gaiarine stanno cercando un maestro, perché l'attuale maestro del coro Bedeschi non può continuare l'attività per vari problemi. Il coro aveva 4 anni di vita, e quando mi dice sì, però sai, a più riprese è un coro maschile, è un coro di alpini. Scusa Giorgio, ho detto, ma mi vedi dirigere un coro degli alpini? Beh, ma intanto prova, vedi. Mi mette in contatto con allora capogruppo di Gaiarine, Gildo Trivellato, e nel momento in cui mi chiama io dico, metto le mani avanti, dico, voglio sentire il coro, voglio vedere le partiture, e Gildo Trivellato al telefono mi dice anche stasera se vuole, e quindi non ho potuto al momento dire di no. Vado lì, sento il coro e comincio queste prove in sostituzione del maestro di allora. E alla fine delle prime 2 serate di prove, l'allora presidente, che ricordo con grande affetto, Renzo Cucca, che oggi non può essere qui per problemi di salute,
e mi disse, complimenti, e io, sì, però sai, sono qui in prova per 2 settimane, vediamo come va. E lui mi rispose, no, tu resterai qui 20 anni. E disse esattamente questa frase, al che sai, io ovviamente sorrisi e dissi, 20 anni, cioè, è tanto tempo 20 anni, da qui a 20 anni succedono tante cose. Bene, oggi siamo qui a festeggiare questo ventennale che è trascorso in maniera anche molto veloce, però anche ha lasciato tantissimi ricordi che portiamo io, ma ovviamente anche tutto il coro nel cuore. Ringrazio ovviamente non solo Gildo Trivellato, ringrazio appunto Renzo Cook, Giorgio Visentin, che è qui presente con Innocente Azzalini, che cura di solito la parte iconografica dei nostri concerti, e l'attuale capogruppo che ha preso le redini appunto del gruppo Alpini di Gaiarine, dove noi ogni mercoledì ci troviamo per fare le nostre prove, che è Mauro Manfè, che ringrazio. Ovviamente in 20 anni, Claudio, abbiamo passato tantissimi presidenti, tantissimi amministratori, ovviamente abbiamo fatto concerti insomma in tutta la provincia e non solo, e quindi vorrei appunto citarli, da Renzo Cook, che ho citato prima, che è stato il primo presidente del coro, a Vittorino Fantuzzo, a Maurizio Martinuzzo, che ovviamente per impegni di lavoro o di salute non possono essere qui con noi, però insomma ne abbiamo 3 che si sono alternati, che cantano ancora nel coro, che sono Lucio Poletto, Guido Buso e l'attuale presidente, che è Ezio Berlese. E anche tantissimi presidenti di sezioni si sono alternati, quindi da Daminato Bozzoli all'indimenticabile Beppo Benedetti, che ricordiamo ovviamente con tanto affetto. Insomma, tantissime erano le sue incursioni durante le prove di Beppo, nelle quali veniva, si sedeva, ascoltava, poi magari richiamava anche qualcuno al comportamento, perché ci teneva molto al nostro coro. Gino Dorigo, fino a passare appunto ad arrivare al nostro attuale presidente Francesco Botteon, che appunto oggi non può essere qui con noi, ma è rappresentato dal vicepresidente Alessandro Cenedese, che oltre a essere il vicepresidente della sezione è il referente della sezione dei rapporti che abbiamo, che ha la nostra sezione con l'esercito, in particolar modo col 3° Artigliera da Montagna e il gruppo Conegliano. Ovviamente abbiamo avuto anche tanti sindaci che si sono alternati nel comune di Gaiarine, dal primo che ovviamente ha passato tantissimo tempo con noi, che è Lori Sonego, oggi presidente della Banca della Marca, a Mario Cappellotto e a Diego Zanchetta, che appunto a malincuore oggi per altri impegni non poteva essere qui, però vi saluta e vi ringrazio. Molti coristi sono transitati ovviamente nel coro. Diciamo che la formazione così originaria era di 20 elementi, oggi siamo 40. Quindi in controtendenza, diciamo, rispetto a quello che succede negli altri cori, dove ovviamente il numero purtroppo dei cori ANA è sempre in calo. Purtroppo abbiamo perso 2 coristi in questi 20 anni, però li ricordiamo con tantissimo affetto e siamo ancora molto legati, nonostante sia passato molto tempo, alle loro famiglie che ci seguono e sono sempre presenti anche proprio alla nostra rassegna che hai citato prima. Ecco, ci sono stati momenti importanti, voglio citarne alcuni, perché il coro Bedeschi, quando io sono arrivata, diciamo che il momento così di esibizione era circoscritto alle cantate sotto l'albero. Quindi praticamente il coro si ritrovava sotto l'albero di Natale, prima di accendere le luci, cantava, e quello era l'esibizione annuale del coro Bedeschi. Ecco, diciamo che da quella cantata sotto l'albero sono partiti poi tantissimi concerti un po' più strutturati, no? E quindi anche molto più impegnativi. Dalle lezioni concerto, che sono iniziate subito perché sono comunque un insegnante di musica, e ho capito immediatamente che il coro poteva dare qualcosa in più alle lezioni durante appunto questo momento con i ragazzi. Quindi raccontare la storia attraverso le canzoni alpine diventava una cosa molto importante, e i ragazzi rimanevano colpiti, no? Da queste pagine di storia, soprattutto della Grande Guerra, che ha colpito comunque i nostri paesi, il nostro territorio, raccontata attraverso le cante e con le presentazioni appunto di Giorgio Visentin, che poi sentirete. Siamo partiti da Treviso, abbiamo, diciamo così, girato molto la provincia in queste lezioni concerto: San Polo, Cimodolmo, Nervesa della Battaglia, insomma tutti i luoghi comunque significativi relativi appunto alla Grande Guerra.
molti anche concerti importanti. Siamo stati all'inaugurazione della provincia di Treviso nella sede di Sant'Artemio, quindi abbiamo inaugurato il concerto, con il concerto appunto di inaugurazione proprio la sede della provincia, oltre appunto a essere presenti in tutte così le cerimonie, diciamo i concerti inerenti appunto le cerimonie che ricordano la Grande Guerra, quindi abbiamo cantato all'Ossario, a Nervesa della Battaglia insieme alla Filarmonia Veneta, e durante appunto le rievocazioni sul Greto del Piave della Grande Guerra, che sono state poi trasmesse in diretta su Rai 3. Molte sono le pagine e i servizi che ci hanno anche dedicato sia i giornali che le TV locali. Ricordiamo in maniera particolare l'anno scorso, quando siamo stati chiamati all'ultimo momento e con una piccola rappresentanza del Coro Bedeschi siamo corsi a Pieve di Soligo per una diretta di una trasmissione televisiva su Canale 5 con Mirta Merlino. È stato appunto un momento anche quello molto significativo, perché alla fine siamo riusciti in brevissimo tempo a correre per fare questa bellissima diretta. Ecco, ci sono poi anche dei momenti così un po' divertenti, tipo Claudio, quando ovviamente raggiungevo con l'allora presidente diciamo così alcuni comuni, no? Perché noi comunque siamo l'unico coro della sezione ANA di Conegliano, e quindi rappresentiamo 17 comuni e 30 gruppi alpini, e quindi ci muoviamo molto insomma così sul territorio. Andiamo le prime volte in qualche comune per fare un sopralluogo, no? Per vedere dove disporci, eccetera. E molto spesso succedeva che nel momento delle presentazioni, allora il segretario era il maestro e la maestra era la segretaria, perché sai, vedere una donna insomma che dirige un coro degli alpini non era proprio così comune. Per fortuna poi insomma si sono abituati, perché nel frattempo ovviamente tante sono state le esibizioni nel territorio, e quindi insomma mi riconoscevano, ecco, in questo ruolo. Abbiamo avuto anche così un momento molto difficile, che è stato quello del Covid, nel quale diciamo poteva essere così un momento nel quale avremmo potuto perdere, diciamo così, i nostri tantissimi elementi, ma anche proprio il coro, come è successo con tantissime realtà vicino a noi che conosciamo. Che cosa abbiamo fatto? Allora abbiamo iniziato a fare le video lezioni, e quindi i più giovani sono andati a casa dei più, tra virgolette, anziani, me lo concedete, cercando di fargli appunto usare il telefono per potersi collegare, e quindi lì magari lavoravamo sulla partitura, su alcuni elementi dei brani, e quindi questo ci teneva comunque agganciati, presenti, e ci ha consentito di superare questo scoglio così insomma un po' abbastanza importante, e poter poi riprendere le attività in presenza e anzi crescere come numero, perché ripeto, da 20 che siamo partiti 20 anni fa, oggi siamo in 40. Ecco, poi c'è stato un momento molto bello, lo citavo prima insieme ad Alessandro Cenedese, quando la sezione di Conegliano mi consegnò il cappello ufficiale come maestro del coro, che però non porto per rispetto di quello che rappresenta, però ovviamente è stato un momento veramente molto importante e una stima nei miei confronti e del lavoro svolto con il coro. Concerti ovviamente e le sfilate durante le varie adunate, quindi siamo partiti da Asiago 20 anni fa fino all'ultima, come anche la Triveneto, ne cito due: l'adunata di Treviso, ovviamente, quella vicino a casa nostra, nella quale ho così rappresentato anche la sezione in una giuria, perché è stato fatto il primo concorso molto importante dedicato alle cante degli alpini, quindi per rinnovare e per inserire nuove canzoni riguardo appunto l'alpinità e un po' quello che fa l'alpino oggi. E alcune le eseguiamo e le abbiamo poi noi messe nel nostro repertorio di compositori viventi, quindi insomma contemporanei, che si sono dedicati alla scrittura di queste composizioni. E ovviamente la Triveneto dell'anno scorso a Conegliano, che ci ha visto molto impegnati, nella quale abbiamo realizzato ovviamente il primo nostro disco, Canti della nostra storia, nella quale insomma ripercorriamo un po' quelle che sono le tappe più importanti della storia alpina, ma anche del nostro repertorio, e all'interno c'è un brano
appunto che ho voluto scrivere per un incontro molto importante, un incontro con l'attendente di Giulio Bedeschi. Negli ultimi anni della sua vita, io e Giorgio Visentin, con qualcuno del coro, abbiamo avuto la possibilità di conoscerlo e di potergli parlare, nonostante, ripeto, insomma, la sua esperienza e la sua reticenza nel parlare di determinati argomenti che hanno segnato la sua vita. E quindi, per quanto riguarda la campagna russa in Grecia, diciamo così, Grecia-Albania, insomma, si ricordava perfettamente le date. C'era anche Gildo Trivellato con noi che ci portò, mi ricordo, a casa San Fior di Sotto da Toni Covre. Nel momento in cui si parlava della Russia gli occhi diventavano lucidi e quel silenzio parlava più di tante parole. Ecco, questa diciamo, esperienza la porto nel cuore e è rimasta in me per tanto tempo e mi ha portato poi alla scrittura l'anno scorso di questo brano che si chiama L'attendente, del quale ho scritto la musica e le parole che poi sentiremo. Ricordo appunto il rapporto molto particolare, qui c'è Alessandro Cenedese, con l'esercito. Noi cantiamo spesso in caserma a Rimanzacco, dove ha sede il terzo artiglieria da montagna e il gruppo Conegliano, ma in particolar modo, diciamo, voglio citare l'esperienza di un anno e mezzo fa, quando con il coro siamo andati in trasferta a Milano e abbiamo dormito in caserma per la prima volta, dopo tanto tempo, vero? Per i miei, dopo tanto tempo, per me è la prima volta. E abbiamo cantato per i ragazzi appunto dell'esercito impegnati nella missione Strade Sicure a Milano. Ecco, è stato un momento molto bello. Molto spesso noi ovviamente ritorniamo sia a Rimanzacco, poi siamo stati appunto anche a Roma da un tenente colonnello che appunto è stato molto importante nel terzo artiglieria da montagna, che è Romeo Tomassetti. Quindi siamo spesso, molto spesso, diciamo così, ospiti e collaboriamo, ecco, con i ragazzi dell'esercito. Concludo con gli ultimi ricordi. Anzi, vorrei dire, scusami Claudio, abbiamo qui la locandina del nostro concerto che sarà il 6 giugno. È una rassegna che noi ogni anno ovviamente organizziamo appunto a Villariello Pera, a Gaiarine. Perché? Perché appunto a Gaiarine noi siamo nati, ovviamente. Continuiamo a fare le nostre prove, è un punto anche strategico perché i nostri coristi non provengono solo dalla sezione di Conegliano, ma abbiamo anche coristi che provengono da fuori sezione, anche dalla vicina Bruniera, dal Pordenonese, quindi insomma è un punto un po' strategico anche di ritrovo. E poi perché insomma stiamo bene a Gaiarine, vero? Ecco, abbiamo, come diceva prima l'assessore, abbiamo registrato il nostro disco nella sala consigliare del comune, quindi il comune di Gaiarine il mercoledì sera sala registrazioni. Esatto, è diventata una sala registrazioni con i microfoni, i tappeti per terra, quindi l'abbiamo trasformata in una sala di registrazione e ovviamente ringraziamo sempre il comune per questa opportunità, per questo sostegno. Quindi vi aspettiamo, questo concerto sarà un concerto particolare, nel senso che noi di solito ospitiamo un altro coro ANA. Ecco, qui abbiamo voluto la nostra fanfara, perché siamo le due realtà della sezione di Conegliano, con la quale ovviamente molto spesso teniamo dei concerti. Il concerto di Natale ormai è diventato un appuntamento fisso per salutare tutti i gruppi della nostra sezione, e qui sarà un repertorio un po' particolare, non voglio svelare molto perché è un po' una sorpresa ovviamente, e sarà un repertorio diverso, legato un pochino anche un po' a quello che è il mio background così musicale, e quindi vi aspettiamo numerosi il 6 giugno alle 20:45 presso Villa Riello Pera. Grazie. Credo che non ci fosse sala più importante di questa per appunto ospitare non solo tutti voi, ma tutto quello che fate durante l'anno e durante insomma tutti questi anni, e quindi era doveroso e rispondo alla domanda perché organizzare un momento come questo, appunto per dare non solo lustro a tutto quello che fate, ma soprattutto per farlo conoscere a più persone possibili, perché è veramente qualcosa di straordinario, e quindi era doveroso aprire le porte del Consiglio regionale del Veneto a tutti voi.
Per cui io ci tengo ancora, anche in conclusione, prima insomma di chiedere a tutti di venire qui, anche perché insomma credo sia fondamentale che poi i protagonisti siate voi e quindi ascoltare voi, però ci tenevo ancora una volta a ringraziare Alessandro Cenedese, anche perché insomma credo che sia non solo di supporto, sia di sostegno, sia insomma una persona e una figura chiave, no? Ed è per questo che ringrazio lui e ringrazio tutti voi per essere venuti fin qui. Sì, noi abbiamo uno scambio doni, cioè, anzi, ecco, al quale teniamo molto perché finiamo anche tutti i nostri concerti, i nostri momenti in questa modalità, quindi chiamerei qui vicino a me l'attuale presidente del coro Anna Giulio Bedeschi, che è Ezio Berlese, e Alessandro Cenedese, che è referente appunto della sezione, vicepresidente della sezione di Conegliano. Allora, sì, vuoi dire intanto due parole? Tanto prima. Sì. Allora, intanto cedo la parola un attimo ad Alessandro Cenedese e poi abbiamo questo momento, insomma, un po' conclusivo insieme. Buonasera a tutti. Ci tenevo in particolar modo intanto a portare i saluti del nostro presidente Francesco Botteon e tutti gli ospiti che sono qui, Sonia Pescalcin, capogruppo di Gaiarine, Mauro Maffè, capogruppo, Gildo Triolato e tutti gli altri, Giorgio Visentin e tutti gli altri che non conosco i nomi, scusate. Che dire del coro? Brava la Simonetta, perché come l'ha detto lei sono 20 anni che detto in gergo alpino lei si fa un mazzo così, perché tenere a bada 40 elementi non è facile, 40 teste, 40 idee, sappiamo che non è semplice. Lei è una tosta e riesce a tenerli tutti uniti. Niente, grazie di tutto e dell'invito che mi ha fatto, comunque bravi. Allora Claudio, noi vogliamo intanto consegnarti questo dono da parte intanto del coro, se riusciamo ad aprirlo perché lo spiego. Ovviamente fiocco tricolore. Quando vedo il tricolore mi emoziono sempre. Certo. Allora, è un piatto realizzato dai ragazzi della nostra famiglia. Li conosco. Esattamente, e questa partitura l'ho disegnato io. C'è un disegno che ho realizzato dove c'è una parte della partitura di uno delle cante più importanti del nostro repertorio, che è Val Alpin. Ovviamente il cappello, le stelle alpine e la scritta Coro Anna Giulio Bedeschi, sezione di Conegliano. Quindi grazie di cuore, veramente sono molto emozionato. insieme ovviamente abbiamo anche... certo, ovviamente Claudio abbiamo anche il nostro CD, Canti della nostra storia, che insomma il nostro lavoro è stato un lavoro che ha richiesto insomma 3 anni, perché l'abbiamo dovuto realizzare nei momenti in cui non siamo in concerto, quindi insomma... No, devo dire che neanche mia mamma mi fa tutti questi regali, no? Nel senso, non parlo di mia moglie che è proprio zero, ma neanche mia mamma, quindi grazie, siete veramente stati troppo gentili. Sono davvero e ovviamente emozionato. L'invito ovviamente alla nostra rassegna. Grazie mille. Ovviamente anche la sezione per te qui ha un omaggio. Io vorrei consegnarvi il crest del nostro centenario che abbiamo finito l'anno scorso. Io tra l'altro ero parte integrante della logistica, che ho seguito tutta la parte della logistica. Comunque vorrei donarti il nostro crest. È una bottiglia di Amaro dell'Alpino che è sempre
È sempre un utile. un buon bicchierino di buono comunque. Grazie, venga qui che facciamo una foto. Dopo un duro lavoro di molti mesi. No, immagino. ce l'abbiamo So che ha fatta- gestito la logistica, per quello l'ho ringraziata anche, perché so che è stato un lavoro... Ce l'abbiamo fatta e oggi tutti quanti ci Allora, invidiano un po'. vi assicuro che insomma esporrò nel mio nel mio ufficio sia ovviamente questo dono della sezione che ovviamente il piatto del coro, così insomma da ricordarmi sempre da dove vengo, qual è, come dire, la mia appartenenza, che è appunto la Marca Trevigiana, perché talvolta, ve lo dico, nei palazzi sontuosi di Venezia, no? Qualcuno potrebbe un attimo perdere anche, come dire, il senso della realtà, invece bisogna sempre avere i piedi per terra e ricordarsi da dove si arriva e soprattutto che si è eletti dal popolo e dalla gente, e alla gente si risponde, non certo ad altre logiche, per cui insomma e questo mi aiuterà sicuramente a ricordarlo, quindi grazie di cuore a tutti voi per questi bellissimi omaggi. E approfitto anche della presenza della consigliera Sonia Berscaccin, che ci segue sempre, e quindi vogliamo consegnare anche a lei il nostro invito ufficiale e anche il CD, il nostro CD. Grazie, molto gentili. Ero invidiosa di Claudia. Avrei fatto metà comunque, ecco. Con Sonia avrei fatto metà. Grazie, grazie. Ciao, mi voglio ascoltarvi però quando sono Sì, li qua che chiamiamo fremo, allora, no? cioè, Claudio, li chiamiamo? Anche perché credo di avere... Dimmi. Beh, l'anno scorso sono venuto a Conegliano. Esatto, al Teatro giusto? Accademia. Ecco, e ci siamo visti anche a Montebelluna, non mi sbaglio? No. No? No. Allora mi sbaglio. Un refuso. È un refuso sicuramente. C'eri tu sicuramente. Aspettiamo l'invito comunque per venire a Montebelluna. Adesso chiamo il sindaco appena esco di Ah, qua. ecco perché a Montebelluna certo. non ci siamo ancora stati effettivamente. Allora Sai? dobbiamo rimediare, ma il sindaco, che è molto vicino agli alpini, sicuramente apprezzerà e quindi organizzeremo. Bene. Allora chiamiamo il coro. E Giorgio Visentin che ci presenta. Io so che l'acqua fa male, ma la bevo solo perché, vuol dire, fa molto caldo. Buonasera, questo è il nostro grande coro della sezione alpina di Conegliano. Ve lo ha appena illustrato il nostro maestro Simonetta Mandis. Questa sera vi faremo sentire due brani. Il primo è Amici miei, che non è altro che una rielaborazione di un antico gospel americano, Amazing Grace, e questo rappresenta per noi una dimostrazione di quanto sia importante l'esibizione di un coro di tante voci unite, e nello stesso tempo sentiremo la voce del nostro maestro in una esibizione da canto singolo, quindi coralità e singolarità, che è la nostra caratteristica. Amazing Grace però noi lo abbiamo scelto perché rappresenta quella che è il senso dell'essere alpini oggi, cioè l'amicizia, il piacere dello stare insieme, il piacere di cantare insieme. Prima il
consigliere Borgia parlava della Dunata di Genova e quindi di sentire questa grande forza che nasce dall'alpinità vera di base, che non è quella che viene raccontata in altri contesti, ma che ha subito in questi ultimi anni una grande trasformazione. La trasformazione da qualcosa di straordinario, di eroico, di leggendario nei vari fronti di guerra. Oggi quella macchina da guerra che ha suscitato ammirazione in tutti i corpi militari della prima e della seconda guerra mondiale si è trasformata nel corso degli anni, in questo periodo di pace, in una macchina di solidarietà, di impegno civile e solidale verso chi ha bisogno. E quindi noi, accanto al nostro motto storico, che era ricordare i nostri caduti, le nostre penne mozze, aiutando i vivi, noi oggi abbiamo aggiunto sostituire l'io con il noi. Noi facciamo per la nostra comunità. Ed ecco quindi, Amazing Grace, amici miei, la forza dell'alpinità di oggi, alpini di pace.
Ed ora, come prima spiegava Simonetta, un nuovo canto che va ad arricchire quello che è il panorama delle cante alpine, cioè l'attendente. Si parlava di Tony Covre, noi l'abbiamo conosciuto quando era in carrozzina, era negli ultimi anni della sua vita, e quando parlavamo della Russia lui volgeva lo sguardo lontano, si perdeva nel silenzio, quasi come volesse rivedere e risentire i volti e le voci dei suoi tanti amici che non erano riusciti a tornare a casa. Quelle persone che sono narrate in maniera straordinaria da Giulio Bedeschi nel suo grande romanzo storico 100.000 gavette di ghiaccio, in cui narra le vicissitudini del gruppo conegliano e delle sue 3 batterie. Batterie che hanno fatto prima la campagna di Grecia, poi la campagna di Russia. E Bedeschi, per non urtare, non colpire la sensibilità delle famiglie che magari avrebbero letto le sofferenze dei loro cari, per tutti usa uno pseudonimo. Lui stesso, narrando in terza persona, si chiama Tenente Medico Serri. Lo stesso comandante del Conegliano, papà Rossotto, perché era amato dai suoi soldati, perché riuscirà a portarli fuori dalla sacca, è il comandante Verdotti. E così via. Per tutti uno pseudonimo, tranne che per uno, il suo attendente, Tony Covre, che lui chiama per nome e cognome. Quel suo attendente che quando si facevano gli scherzi tra attendenti per chi riusciva a piantare la tenda per primo dei propri ufficiali e gli facevano lo scherzo di nascondergli gli attrezzi, lui piantava i picchetti usando la forza delle sue mani. Quell'attendente che poi perderà nel corso della drammatica ritirata e che lui credeva morto e che ritroverà poi nella lontana Argentina dove era emigrato. E allora sentiamo questo brano, L'attendente, in cui Simonetta, musicando le sue parole ricavate da quell'intervista che facemmo a suo tempo, ripercorre questa drammatica avanzata di questi fantasmi in mezzo alla neve, in mezzo al ghiaccio, ad aprirsi la strada nella steppa russa verso casa, verso l'Italia, verso la patria. La patria, che ricordo sempre, è la terra dei nostri padri, che noi dobbiamo custodire nel nostro cuore. E noi con le nostre cante vogliamo proprio ricordare questo a tutti. La patria è la nostra terra.
Grazie Claudio. Ovviamente un ringraziamento speciale va al nostro presentatore Giorgio Visentin, che come ho spiegato prima, insomma, questi 20 anni sono significativi perché senza di lui io non sarei qui, quindi siamo legati a filo diretto sempre, no? Beh, è una cosa reciproca, no? Vero, ne parlavamo prima con Gildo Trivellato. Senza queste due persone io non sarei qui oggi. Devo dire che non è la prima volta che ascolto le parole di Giorgio e lascia sempre sì. un'emozione e, come dire, tocca sempre le corde giuste, tocca sempre il cuore e soprattutto fa capire quanto sia importante appunto tramandare i valori, no? I valori degli alpini e soprattutto, secondo il mio punto di vista, può fare breccia, no? Negli animi delle nuove generazioni, perché ne parliamo spesso anche qui, insomma, in Consiglio regionale, quando ci confrontiamo, no? Sui giovani, ed è per questo, insomma, so che fate moltissimo, che in generale l'ANA fa molto. Quest'estate ci saranno i campi. Noi saremo il 24 giugno, Ecco. faremo una lezione Ecco, ai io campi scuola. devo quindi- dire una cosa, a me piacciono poco le passerelle, sono una persona molto concreta e sono orgoglioso che in questo bilancio regionale, seppur insediati da poco, nei primi 4 mesi, siamo riusciti subito a stanziare delle risorse importanti per le associazioni combattentistiche ed Arma e soprattutto per finanziare i campi estivi dell'ANA, proprio per andare, no, nella direzione di cui stiamo parlando, per cercare di non solo attirare i giovani e le nuove generazioni, ma per lasciare valori importanti, poi i valori dei nostri veci, no? Questo alla fine è la cosa che mi è piaciuta moltissimo, le parole, Giorgio, che hai detto rispetto, no, a la grandezza degli alpini, no? Quello che l'abnegazione, quello che è ricordato da tutti, no? Nella Grande Guerra, nella Seconda Guerra Mondiale, no? Oggi lo fate allo stesso modo, solo che si parla di volontariato, che è una cosa straordinaria. Ci tengo sempre a ricordare che la provincia di Treviso è la provincia di Treviso con più volontari del Veneto, e la regione del Veneto è la regione che ha più volontari e dona più ore di volontariato in Italia, ed questo è frutto della nostra meravigliosa gente, e insomma voi ne siete una dimostrazione plastica, quindi grazie di cuore a tutti. Grazie Claudio. Vorrei fare una foto con voi. Sì, magari anche